Da novembre un nuovo nato in Casa Friuli TV, Medi in Carnia. Da una parte notizie, servizi, trasmissioni dedicate alla Carnia, dall'altra un portale web con un e-commerce e un negozio online dove saranno esposti solo prodotti made in Carnia. Per saperne di più, contatta i nostri riferimenti in sovraimpressione. Made in Carnia, un progetto, un e-shop, una garanzia. Qualche minuto dopo le 18:15 di ieri sera, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con squadre della sede centrale, dei distaccamenti di Codroipo e Cividale, supportate da autoscale, autobotti e quella chilometrica, giunte sempre da Udine, e un'ulteriore squadra da Pordenone per un incendio del tetto di una casetta bifamiliare a Campo Formido. All'arrivo sul posto, buona parte del tetto, ventilato, era già in fiamme, come anche un'ampia porzione di sottotetto. Accertato che tutti i componenti delle due famiglie residenti nello stabile erano già uscite dai loro alloggi, indenni, e che all'interno dello stabile non vi era più nessuno, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Opere di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza sono proseguite fino alle prime luci dell'alba. In corso, mentre andiamo in onda con il servizio, le indagini ispettive per capire le cause dell'incendio che presumibilmente è partito dalla canna fumaria per poi propagarsi a tutto il tetto. I danni sono ingenti. Da novembre un nuovo nato in Casa Friuli TV, Medi in Carnia. Da una parte notizie, servizi, trasmissioni dedicate alla Carnia, dall'altra un portale web con un e-commerce e un negozio online dove saranno esposti solo prodotti made in Carnia. Per saperne di più, contatta i nostri riferimenti in sovraimpressione. Made in Carnia, un progetto, un e-shop, una garanzia.